Raffaele Lombardo costituiva un canale diretto per la famiglia catanese di Cosa Nostra, permettendole di consolidare la sua egemonia nei confronti di altri clan. Questo è quanto scrive nelle motivazioni il GUP Marina Rizza. Il contributo più rilevante, concreto e effettivo prestato dal Lombardo all'associazione Santa Paola Ercolano, scrive ancora il giudice, a ben vedere consiste nella creazione di un complesso sistema organizzativo e operativo di cui facevano parte quali componenti parimenti necessari gli imprenditori amici e gli esponenti della famiglia, creando vantaggi di cui beneficiava anche l'associazione mafiosa. Secondo il GUP di Catania, tra i benefici concessi dall'ex presidente della regione agli imprenditori ritenuti vicini alle cosche mafiose era una prassi, ad esempio, quello di variare la destinazione urbanistica di alcuni terreni. In pratica, gli imprenditori acquistavano a poco prezzo terreni agricoli che successivamente venivano resi edificabili, aumentandone quindi il loro valore economico. Nelle motivazioni del GUP ampio spazio anche ai legami tra l'ex governatore Raffaele Lombardo e l'editore catanese Mario Ciancio Sanfilippo.